Intanto un video al volo per il meraviglioso Friuli Venezia Giulia. Allora, io ho adorato quella terra, sono stata tanto bene in tutti i mesi che ho passato là, sia per Fiori sopra l'inferno che per Ninfa Dormiente, i meravigliosi romanzi di Ilaria Tuti. Annuncio che prestissimo tornerò da voi, non vedo l'ora. È una terra meravigliosa. Durante le prime stagioni abbiamo potuto apprezzare quei paesaggi indimenticabili, pieni di neve, pieni di fascino e meraviglia, e nel prossimo si vedranno altri luoghi. Quando si dice il Friuli è una scoperta, sempre più spesso VIP e personaggi dello spettacolo stanno scoprendo la nostra terra rimanendone estasiati. L'ultimo esempio è questo video dell'attrice Elena Sofia Ricci postato sui social dall'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Sergio Emidio Bini, in cui il volto televisivo esprime il proprio amore per il Friuli Venezia Giulia. L'attrice, nota tra le altre per la partecipazione a serie TV di successo come i Cesaroni e Che Dio ci aiuti, ha scoperto le nostre terre in occasione delle riprese della serie I casi di Teresa Battaglia, ispirata ai libri Fiori sopra l'inferno del 2018 e Ninfa Dormiente del 2019 di Ilaria Tuti, e ne è rimasta impressionata. Ottimo spot quindi per una regione che sempre più persone stanno scoprendo, con un successo turistico sempre più alto, e a giudicare dalle parole della Sofia Ricci a breve giungerà nuovamente in questi luoghi e siamo sicuri che il Friuli sarà pronto ad accoglierla ancora una volta. Il Friuli è tutta una scoperta, io ho visto laghi, colori veramente indimenticabili. Grazie di averci accolti, non vedo l'ora di essere di nuovo da voi. Un bacio!